Tribuno, abbiamo urgenza di parlare con il governatore romano. È una questione di morte. Salve, nobile procuratore Ponzio Pilato. Salve, governatore imperiale. Salute a voi. Salve. Santi numi. Ma che succede stamattina? Siamo qui per deferire al tuo tribunale un uomo. Un uomo? E chi è quest'uomo? È quel Gesù di Nazareth di cui avrei pur sentito parlare. Gesù di Nazareth, quello che fa i miracoli. Tutte menzogne. Comunque è quello. Beh, che cosa ha fatto di male quest'uomo? È un malfattore. Ha bestemmiato. Vuol distruggere il tempio. È indemoniato. Se costui non fosse un malfattore pericoloso, non si sarebbe mosso il gran Sinedrio per deferirlo al tuo tribunale. Se ha offeso le vostre leggi, che c'entro io? Prendetelo voi e giudicatelo in base alle vostre leggi. Ma è appunto quello che abbiamo fatto questa notte, nobile procuratore. Se non che è emerso che questo uomo è colpevole di un delitto di Stato, per cui è passibile della pena di morte. E questa solo tu la puoi infliggere. Insomma, ci risiamo. Delitto di Stato. Pena di morte. Ma io ancora non ci ho capito niente. Si può sapere di che cosa accusate quest'uomo? Un sobillatore del popolo. È un impostore! Incita il popolo alla rivolta! Non lo fa apertamente, ma lavora sotto sotto per creare una rottura con Roma. Ma non fatemi ridere. So io chi vuole sollevare il popolo. Aizza il popolo a non pagare i tributi a Cesare. E non ti basta questo? E proprio voi mi venite a fare un discorso del genere. Vorrà dire che manderò i miei esattori a controllare la vostra così lodevole posizione fiscale. Ma come? Si spaccia per nostro re. Re dei giudei. E noi non abbiamo altro re che Cesare. Comprendi, nobile procuratore? L'offesa gravissima fatta alla gloria di Roma e alla potenza di Cesare. Ma state zitti! Vi ho ascoltato pure troppo. Re quell'uomo non mi sembra proprio un candidato al trono. Per non parlare poi della sua corte di straccioni e del suo esercito. Me lo avete condotto qui, legato e malmenato come un assassino, come fosse già condannato. Le vostre accuse le conosco e non le condividiamo né io né tantomeno il vostro errore. Tuttavia, intendo interrogare più a fondo l'imputato. Tribuno, vai a allestire il tribunale. E tu, centurione, slega l'imputato e conducilo qui.
Hai sentito di che cosa sei accusato? Quale sarebbe il re che vuoi spodestare? E dov'è il tuo regno? Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei ministri e il mio esercito mi avrebbero difeso, ed ora non sarei. Ma il mio regno non è di questo mondo. Insomma, tu sei o non sei un re? Tu stesso l'hai detto. Io sono in questo mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque sta nella verità ascolta le mie parole. Finalmente il discorso si sta facendo interessante. Tu parli di verità. E allora dimmi, cos'è la verità? Beh, ti si è seccata la lingua. Ma l'imputato ha confessato e ha detto che Ha confessato! Allora avevamo ragione! Quindi è colpevole! Sì, ha confessato. Ha confessato, ma è proprio per questo che non credo alla sua colpevolezza. Se fosse colpevole, avrebbe negato. Ma ha confessato. Dunque è matto. Matto? E adesso che cos'è questa nuova trovata? Quest'uomo è un sognatore. Dice di essere re, ma non di questo mondo. Sostiene che il suo regno è la verità. Chi ci capisce è bravo. Comunque non è un re che può impensierire né Roma né Cesare. Mi sembra proprio di non trovare in questo Gesù di Nazareth validi motivi di condanna. Ma come? Mette in subbuglio il popolo. È un rivoluzionario! È un visionario. Afferma di avere il potere di guarire i ciechi, gli storpi, di resuscitare i morti. Ma questi motivi non sono sufficienti per una pena capitale. Procuratore, è consuetudine per Pasqua liberare un prigioniero. Grazie per un carcerato. Libera il prigioniero di Pasqua.